Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ultima edizione della nostra finestra informativa su friulitv.net con la quarta edizione del audio video giornale. Apriamo subito con la cronaca con un servizio da Udine. Lo scorso mese di febbraio i carabinieri della dipendente sezione operativa di Udine, a conclusione di una mirata complessiva attività investigativa coordinata dalla locale Procura della Repubblica ed avviata successivamente ad una truffa verificatisi in un comune dell'Interland nel mese di settembre 2020, hanno deferito in stato di libertà i responsabili alla locale autorità giudiziaria. La vittima, un sessantenne di Padova, era stata raggirata con una truffa ben architettata da una coppia di malviventi, inizialmente non meglio identificati, per la compravendita di un camper usato su piattaforma online. I malviventi avevano attirato la loro vittima in un'abitazione ed aver ricevuto da quest'ultimo 50.000 euro in contanti. In banconote di vario taglio si sono dileguati facendo perdere le tracce senza adempiere a quanto pattuito relativamente alla conseguenza del costo del mezzo. I carabinieri, dopo accurata attività investigativa effettuata anche con l'ausilio di accertamenti tecnici che ha consentito in seguito al truffato di riconoscere con certezza i responsabili, attraverso una loro individuazione fotografica hanno dato esecuzione a 2 perquisizioni domiciliari a carico dei responsabili, si tratta un 25enne e un 28enne coniugi di etnia rom, entrambi pregiudicati. L'attività investigativa posta in essere ha consentito di identificare con certezza come autori della truffa in concorso tra loro i 2 giovani, permettendo ai militari di rinvenire nel corso delle perquisizioni il telefono cellulare utilizzato per contattare la vittima, nonché un'ingente quantità di banconote recanti la scritta facsimile del taglio di 500 euro per una somma complessiva ammontare a circa 4 milioni, sequestrata dai carabinieri, che altrimenti avrebbe potuto essere utilizzata dai malviventi per commissioni di ulteriori reati della stessa tipologia. La posizione dei soggetti deferiti al vaglio del sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Elena Torresin. Oggi visita della ministra Gelmini in Friuli Venezia Giulia che si è conclusa nella serata presso la sede regionale della Protezione Civile a Palmanova. Intanto quello siglato oggi è un accordo che non va ad alleggerire il lavoro della sanità regionale quanto invece a velocizzare la campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in occasione della firma del protocollo di attuazione del progetto Ancora più sicuri in fabbrica, sottoscritto oggi a Pordenone tra Regione, Confindustria del Friuli Venezia Giulia, CGL, CISL e WIL con il supporto dell'Associazione Medici Cure Primarie del Friuli Occidentale e la Croce Rossa.
Il documento sancisce le modalità con le quali provvedere alla vaccinazione anti-Covid dei dipendenti che lavorano all'interno delle aziende presenti in regione. Alla presenza dei presidenti di Confindustria Friuli Venezia Giulia Giuseppe Bono, di quelli territoriali Alto Adriatico e Udine, rispettivamente Michelangelo Augusti e Anna Mareschi Danieli, i rappresentanti sindacali, nonché del ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini e del vicegovernatore della regione con delega alla salute Riccardo Riccardi, Fedriga ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa siglata a Pordenone, che fa da apripista a livello nazionale. E adesso torniamo indietro e andiamo per la precisione in quella di Trieste, perché stamattina c'è stato l'incontro presso la sede della regione. Allora, nella precedente edizione abbiamo sentito il governatore Fedriga, ora sentiamo la ministra. Io lascerei quindi la parola al Ministro, che ringrazio per la presenza e ovviamente a disposizione anche. Il Presidente Fedriga ha posto in maniera molto concreta la necessità di accelerare gli accordi finanziari per poter utilizzare in un tempo di pandemia le risorse a disposizione nel più breve tempo possibile. Credo che sia una richiesta assolutamente legittima e giusta. Da parte del Governo c'è la massima disponibilità a convocare il tavolo già la prossima settimana per poter dar seguito a questa richiesta e poter utilizzare nel più breve tempo possibile queste risorse, che devono essere il frutto di un accordo da raggiungere anche con altre regioni, ma siamo assolutamente disponibili a farlo e ad agevolare la richiesta della Regione Friuli Venezia Giulia. Il tema di scuola? In tema di scuola è chiaro che con il Ministro Bianchi ci sarà un confronto a breve. La richiesta di regionalizzare l'ufficio scolastico regionale non può che vedere la condivisione innanzitutto del Ministro competente, quindi sarà mia cura favorire un incontro a breve tra il Presidente Fedriga e il Ministro Bianchi. Sul piano delle vaccinazioni lei ha detto un bravo Friuli Venezia Giulia che sta combattendo. Sì, io mi sento di dover ringraziare innanzitutto gli operatori sanitari che lavorano senza sosta da un anno a questa parte, gli infermieri, la protezione civile, la Croce Rossa, tutti i volontari. Questo è un obiettivo fondamentale per il Governo, unitamente alle risposte che dobbiamo dare alla crisi economica. È un obiettivo, quello di vaccinare l'80% degli italiani entro settembre, che possiamo raggiungere solo moltiplicando i punti vaccinali, moltiplicando i vaccinatori, e quindi serve lo sforzo di tutti e mi fa piacere che oggi siamo qui in questa regione anche per siglare un accordo tra le parti sociali, la regione, Confindustria, per le vaccinazioni in azienda. Questo è stato un obiettivo che il Governo si è posto fin da subito. Una volta esaurite le vaccinazioni degli over 80, dei pazienti fragili, dei disabili, dei caregiver, bisogna passare alle vaccinazioni per fasce d'età e quindi anche negli ambienti di lavoro. E l'accordo che è stato siglato non solo con i medici di medicina generale, ma con gli odontoiatri, con i medici sportivi, con i pediatri, con gli specializzandi, ci fa essere fiduciosi rispetto alla possibilità di mantenere i tempi che ci siamo dati per favorire l'uscita dalla pandemia e quindi un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile. La possibilità di vaccinare in azienda è una possibilità che può vedere un'applicazione molto ampia. Sono già più di 3.000 le aziende a livello nazionale che hanno dato a Confindustria la disponibilità a vaccinare con medici aziendali. Noi vogliamo favorire la diffusione più ampia possibile di questi accordi e fare in modo che si possa vaccinare anche negli ambienti di lavoro, quindi il protocollo di oggi è un protocollo innovativo, ma è un accordo che si può fare in tantissimi contesti e noi abbiamo tutto l'interesse, volendo accelerare i tempi, a diffondere questa modalità. Ministro, lei ha detto che la notizia di AstraZeneca è stata una doccia fredda, siete fiduciosi? Siamo fiduciosi nella scienza. Io credo che oggi noi dobbiamo avere fiducia nella scienza e nelle agenzie regolatorie. Dall'OMS passando per EMA, per AIFA, hanno consentito la vaccinazione attraverso AstraZeneca di milioni di persone. Ricordiamoci che la Gran Bretagna ha fatto 10 milioni di vaccinazioni con AstraZeneca, quindi noi abbiamo applicato un principio di massima precauzione e quindi abbiamo ascoltato l'EMA che si pronuncerà, che ha chiesto una breve sospensione e si pronuncerà giovedì. Attendiamo questo pronunciamento per poi poter riprendere, ci auguriamo, le vaccinazioni.
Cambiamo argomento, una notizia di servizio, come si dice in questi casi, perché il centro assistenza clienti di Autovie Venete di Latisana resterà chiuso nella giornata di domani, giovedì 18 marzo. Riaprirà con il consueto orario dalle 13:45 alle 17:15 nel pomeriggio, dunque la mattina non sarà disponibile. E adesso ci trasferiamo a Gorizia per un incontro dei Vigili del Fuoco presso il comando provinciale appunto del capoluogo del Friuli orientale. Si è tenuto un incontro tra Vigili del Fuoco italiani e sloveni al fine di definire le possibili azioni collaborative congiunte. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Nova Gorica, ingegner Simon Vendramin, ha illustrato ai colleghi italiani presenti l'organizzazione dei Vigili del Fuoco sloveni, strutturati tra componente permanente nelle realtà principali e volontaria in quasi tutti i paesi. All'incontro hanno partecipato il direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, l'ingegner Domenico De Bartolomeo, il comandante dei Vigili del Fuoco di Gorizia, l'ingegner Alessandro Giuseppe Granata, il comandante dei Vigili del Fuoco di Udine, ingegner Alberto Maiolo, e il dirigente del soccorso e della prevenzione della direzione regionale dei Vigili del Fuoco, Leonardo Rampino, come potete vedere insomma dalla telefoto. Ci spostiamo a Udine e poi chiudiamo per dire che è stato presentato questa mattina a Palazzo Daronco il progetto Abitare Udine, quartiere San Domenico 2030. Comunità al plurale, che interesserà un'area di 73.800 metri quadrati e 16 edifici, di cui 15 comunali e uno dell'Ater, per un totale di 164 alloggi, con il quale l'amministrazione comunale punta a ottenere dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un contributo di 15 milioni di euro. Presenti il sindaco Pietro Fontanini, l'assessore alla pianificazione territoriale Giulia Manzana, l'architetto Giovanni Lavarra dello studio Barreca e Lavarra di Milano, il presidente dell'Ater Giorgio Michelutti e il direttore dell'Ater Lorenzo Puzzi. Il progetto si inserisce nell'ambito del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare creato dal governo per ridurre il disagio abitativo e insediativo urbano, con particolare attenzione alle periferie e migliorare la qualità dell'abitare. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa odierna. Vi diamo appuntamento domani mattina, poco prima delle 9, con Linea Diretta Mattina. Avremo già l'ospite, perché avremo con noi collegato in live streaming Carlo Piemonte, direttore generale del cluster Arredo Casa Friuli Venezia Giulia. 23:10 per chi ci guarda in diretta, dunque non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonanotte. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.